Questa Casa della Comunità la stiamo aprendo proprio per cercare di dare un servizio all'utenza, alla cittadinanza di Cattolica Eraclea, perché la Casa della Comunità finanziata col PNRR non sarebbe stata in tempo utile aperta e quindi abbiamo deciso di finanziarla con un altro articolo, l'articolo 20, e quindi l'ha deciso la Regione Siciliana, però non potevamo privare il Comune di Cattolica Eraclea dei servizi, per cui abbiamo il modello organizzativo che stiamo portando in tutte le 19 case della comunità, lo stiamo applicando anche qui a Cattolica. I servizi sono principalmente la presenza del medico di medicina generale, la presenza dell'infermiere, la presenza degli specialisti, perché vogliamo dare al cittadino la possibilità di trovare in un'unica struttura tutti i servizi che sono necessari. È importante in questo e anche la collaborazione con i comuni e qui con il sindaco di Cattolica Eraclea, che voglio ringraziare pubblicamente, perché i comuni metteranno dentro le case della comunità gli assistenti sociali per soddisfare quelli che possono essere i bisogni non solo sanitari della popolazione. Oggi apriamo la quarta e la quinta a Casteltermine e quindi ne mancano altre 14. Stiamo cercando di dare delle risposte ai cittadini H24 non soltanto nei grandi ospedali ma anche nei piccoli centri, in modo tale da pensare di decongestionare anche gli accessi all'ospedale e al pronto soccorso, riservandoli solo ai casi effettivamente quelli più gravi. Nel territorio, nelle case della comunità, potranno trovare le risposte a quelle prestazioni che non necessitano obbligatoriamente di ricovero ospedaliero. Il grosso risultato per Cattolica e per i paesi limitrofi. Si deve ringraziare l'ASPI, perché portare queste case comunitarie nei territori significa garantire un servizio sanitario più vicino ai cittadini. Oggi si è inaugurata questa sede provvisoria, perché si cercherà di garantire i servizi e veramente mi sento di ringraziare per l'impegno che ha messo l'ASPI, dal direttore Capodieci, un impegno fortissimo è stato dal direttore Ercolino Marchica, un impegno pure del distretto di Ribera, dottore Asti, si sono impegnati tantissimo, un impegno particolare dei nostri dipendenti comunali, perché prima di questa inaugurazione hanno lavorato tutti i giorni per cercare di farla rendere più bella e accogliente. È stato un lavoro di squadra, in sintonia tra l'amministrazione, l'ASPI, gli Agrigento del distretto di Ribera, e abbiamo portato questo risultato. Ora io spero che venga garantito questo servizio, perché la sanità sta vivendo un momento difficile, c'è la carenza dei medici, intanto ci sono alcuni bandi per rafforzare queste case comunità. Queste case comunitarie per Agrigento sono 19. Voglio ringraziare per la presenza anche all'onorevole La Rocca, perché quando sono partite queste case comunità lei era la presidente della commissione all'Arse, è stata una delle promotrici. Speriamo che siano i risultati non per noi ma per i cittadini. È uno strumento rivoluzionario della sanità pubblica che risponde alle indicazioni del DM 77. Praticamente è un luogo in cui i bisogni di salute dei cittadini troveranno una risposta immediata, perché ci sarà sempre presente il medico, diciamo, di medicina generale, l'ambulatorio infermieristico e alcune delle specialità che consentiranno una risposta intanto ai pazienti cronici che hanno delle criticità importanti, le cardiopatie, le broncopatie, il diabete, ma anche altri bisogni di salute, non solo, ma anche intesi in termini come ci sarà l'assistente sociale in collaborazione col comune, proprio per dare una risposta immediata alla popolazione e ridurre il rischio che questi bisogni possano trasformarsi in ricoveri ospedalieri impropri che intasano la struttura ospedaliera, togliendo risorse ed energie per le patologie più importanti. Qui si troverà proprio una risposta immediata alle problematiche di salute. I cittadini sanno che troveranno un medico pronto ad accoglierli e a cercare di rispondere alle esigenze che avranno.